È molto fastidioso perché ci siamo preoccupati subito appena abbiamo visto che i movimenti non c'erano più come una volta. A parlare, chiedendo però di non essere ripreso, è uno dei vicini di casa di Giancarlo Cavinato, il 58enne di Ponzano ritrovato senza vita nel suo appartamento di via Cautorta. Era morto da almeno 3 mesi Cavinato, ma il vicino rigetta l'accusa che nessuno si sia preoccupato per lui in quell'arco di tempo. Non vedendolo più, notando l'alloggio chiuso, l'auto sempre allo stesso posto, a inizio marzo aveva scritto all'amministratore condominiale Carlo Malaguti, che a sua volta si era rivolto ai vigili subito usciti in sopralluogo. Gli ho detto guardate, a volte si sente puzza, è da tempo che non si vedono movimenti e vedete voi di fare qualcosa? Ma se fosse un morto dentro una puzza tremenda si sentirebbe dappertutto, non si resiste neanche. Va bene, ho detto allora probabilmente mi sbaglio io. E l'altro giorno sono venuto a sapere che il signor Cavinato era da 3 mesi morto dentro, povero. A questo punto è inutile che il sindaco ci dica che i vicini non si sono eh, attivati. Ci siamo altro che attivati. È il sindaco che purtroppo non ha le persone che fanno indagini adeguate. Da quel giorno ci sono voluti altri 2 mesi per scoprire che il 58enne era in casa, stroncato da un infarto. Il sindaco Antonello Baseggio non ci sta però a vedere addossare tutta la colpa sul comune, anche perché quando è partita quella segnalazione Cavinato non lo si vedeva già da 4-6 settimane. A seguito del controllo delle polizie locali, 2 agenti che si sono recati e non hanno riscontrato cattivi odori. Hanno chiesto ai vicini di casa quali erano le abitudini ed è risultato che il povero Cavinato mancava a volte per più settimane. Questo chiaramente non ha destato una preoccupazione tale da dover pensare a chiamare i vigili del fuoco ed abbattere la porta. Certo, è un caso che ci rende tutti colpevoli, quindi il comune non è che si tira indietro,